Niente? Niente. Pronto? Buongiorno signora, chi è? La moglie del signor Antonio? Sì. Di Aspromonte, giusto? Sì. Signora, volevamo sapere come mai non avevate ancora firmato la petizione che vi è stata inviata. Voi state al numero 15? Sì, ma qual è la petizione? La petizione per il cambio dell'indirizzo. Ma no, forse non sono io. Guardate, non siamo signor noi. Antonio, via Aspromonte 15, 80 144 Napoli. No, è un po' per tutta la Allora, zona. mo vi passa mio marito. Grazie Aspettate, signora, prego, grazie prego, assai. prego. Quelle sono cose che sanno risolvere, Prego. parliamoci chiaramente. Andò, vedi sto signore così. Vediamo. Signora Vedi al sto signore. telefono, Ma è la bello. petizione- Andarisce sto signore che dice. Andarisce sto signore. Pronto? Don Antonio, buongiorno a voi. Scusate Dica. se vi disturbo. No, Prego. niente, siccome ci risulta che noi abbiamo consegnato il foglio per la petizione per il cambio dell'indirizzo, però non ce lo avete ancora firmato, non ci avete ancora dato la votazione, forse non è arrivato. Ma quella petizione, guarda, io non so niente di questa cosa. Perfetto, allora sicuramente sarà un problema di consegna, ma nel vostro stabile al numero 15 lì c'è il portiere? No, non c'è il portiere. Ah, ecco, e come Ma può lei essere? che cosa deve mandare? Mi sono dimenticato, mo. No, ma voi non lo sapevate, vi spiego che cosa è successo. Per via della questione, voi state a via Aspromonte. Sì. Allora, per l'antimafia, che cosa è accaduto? Che questa strada non si può chiamare più via Aspromonte. Abbiamo fatto dei rapimenti, cose che facevano e portavano la gente all'angoppata, capito? È il fatto del decoro italiano. E quindi in realtà ci stavano dei nomi alternativi per la strada. Però dovreste voi, in quanto condomini di via Aspromonte, votare. Se non votate, se non ci arrivano i voti, noi potremmo cagnare nome. Ah, cioè, logico, non lo so. sicuramente voteremo. Perciò, comunque, ma per caso è molto che non andate a vedere nella cassetta delle poste? Perché è strana che non è arrivata a scheda, non andò. Ma va a capire quando Fatemi, aspettare. io lo capisco, detto tra me e voi, no? Perché noi tra napolitani ci capiamo. Io pure mi metto paura e a prendere cassette perché quando arrivano a bolletti voglio far finta che non arriva. No, vabbè, a prescindere dalla paura, perché No. oramai quando arrivi qualcosa posso arrivare solamente una cosa. Non ando, sono solo AIE. solo Allora, amici, ma guardate, vi parlo come non so, con rispetto parlando, posso chiedervi voi quanti anni avete, giusto per capire? Ma sono una persona molto al di là con gli anni. Perché io vi dico, vi parlo come un figlio allora, se mi posso permettere, no? forse Don Antonio, no. mi dovete credere, qua sta diventando una cosa assurda. Qualunque cosa arriva via posto, arriva o pustino, no? Sì. Io vi lontana, cioè mi Già dovete trema. credere. Dici, no, i trem, ma che no, non veni proprio stamattina. Vi dico la verità. Mi raccomandato. Lo so, vi dico la verità, anche quando sono raccomandate, detto tra me e voi, i maggi mesi d'accordo, rungano una mazzettella a mano e dicono, ma purtroppo fa finta che mi trovo. Bravo. Chi già sa se è roba malamente o roba buona, detto tra noi. Comunque, Don Antonio, ne posso approfittare, giusto così velocizziamo. Mi volete esprimere telefonicamente la vostra preferenza? Perché non si chiamerà più via Aspromonte. Abbiamo 3-4 nomi da poter proporre, perché Quali sono le giustamente... opzioni? Allora, l'opzione è via Biagio Antonacci, non so se vi piace. Biagio Antonacci, Il cantante. a poco. Lo so, no, ma non è che è Facciamo molto. morire prima e poi ci No. facciamo Vabbè, ma una dedica. non so se sapete che è cambiata questa concezione, che in strada non è che saranno i nomi solamente a gente che è morta. Però voglio dire, Ci sta, va bene. allora, ci sta o via Biagio Antonacci, poi ci sta via Salvatore Isaia, grande imprenditore, non so se avete conosciuto il grande Isaia, chi è che non lo conosce? Così. E la terza opzione, detto tra me e voi, un po' più, come dire, abbordabile anche per noi maschietti, e visto che c'è a Bonana, via Moana Pozzi. Mi dovete credere, mentre lo dicevate io ce l'avevo pensato. Avete visto? Nando, detto tra me e voi, io votassi sempre a Moana Pozzi. Sì. Pure perché pensateci bene, i canoni che ci occorrono sono tutti. È una donna che purtroppo non c'è più. Quello che doveva dare ha dato. Ok, va bene. Ditemi voi, tra i tre quale preferite? Volete Isaia? No, Isai è troppo una cosa... Troppo seria. Io... Ditemi. Antonacci? Lucio Battista preferirei. Non possiamo, che l'opzione sono tre, perché Lucio Battista l'hanno chiamata a strada a fianco, già ci hanno dato. Ah sì? Purtroppo. Qual è? Via Etna, qual è? È a via Etna, mo si chiama via Lucio Battista. Bellissimo. Dal 15 settembre, però, quando appiccino i segnali eccetera. Ditemi voi se va bene. Esprimete. Scusate che in questo momento ho da fare. Vi lascio. Posso esprimere la vostra preferenza su Moana Pozzi? No,
è troppo... Troppo così. No, non mi E piace. allora facciamo la Mi piacerebbe, ma non mi piace. Ramocella Isaia, sta strada. Ok, Isaia, Va ok, bene? Allora dite, Eh. dovete esprimere la preferenza, dovete dire questa strada vorrei si chiamasse via Salvatore Isaia. Aspettate, Prego. adesso lo devo Sì. fare e non voglio dare nessuna E non avete espressa la preferenza. Ok, Posso scrivere arrivederci. Isaia? Allora vado con Isaia. Come ti non la strada, come ti...